Non è una cosa bella da vedere e siamo anche un po' preoccupati. Urla nella notte, vetri che si infrangono sull'asfalto e le sirene delle forze dell'ordine a rompere il silenzio. È questo lo scenario che si è presentato martedì sera attorno alle 22:30 in piazzetta Bertossi a Pordenone, a pochi passi da piazza 20 settembre, nel cuore della città. Una scena improvvisa, violenta, che ha svegliato i residenti e interrotto la quiete della zona. E nelle ore successive, al risveglio, i segni erano ancora tutti lì, tracce di sangue sull'asfalto e i sopralluoghi della polizia locale, della polizia di Stato e della scientifica, impegnate a ricostruire quanto accaduto. Abbiamo sentito queste cose qui e abbiamo chiamato naturalmente la polizia, che tra l'altro probabilmente qualcun altro aveva già chiamato, e quindi i risultati li vedete, insomma, no? Sangue per terra. Al centro dell'episodio, una lite degenerata tra due giovani stranieri di 24 e 23 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Pordenone, dove il più giovane si trova ancora in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero affrontati con estrema violenza tra calci, pugni e ripetute cadute a terra, arrivando a colpirsi ripetutamente anche con delle bottiglie rotte. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze con automediche e le pattuglie delle forze dell'ordine, che ora stanno lavorando per chiarire contorni e responsabilità dell'accaduto. Un episodio che riaccende la preoccupazione tra i residenti, dopo mesi di relativa tranquillità e una presenza costante delle forze dell'ordine, con gli ultimi casi di degrado risalenti all'inizio dell'anno. La violenta lite di ieri riporta paura e tensione in una delle zone più centrali della città. Lo si vede nei clienti, insomma, diciamo che la battuta esce fuori quasi ogni giorno, nel senso che comunque, ma ho visto praticamente che qua fuori c'è sempre la solita storia. Qua fuori praticamente c'è il solito gruppetto, ma senti quanto urlano, non è una cosa simpatica. Anche il presidio diventa difficile perché in effetti la polizia locale ha soggiornato per parecchio tempo dopo il precedente fatto, solo che quando succedono questi fatti occasionali è difficile, basta uno che venga da fuori che crea scompiglio e mi rendo conto che non è neanche facile garantire sicurezza.